Vanessa Lorenzetti e oggi andremo a vedere una ricetta con la patata dal cuore veneto. Andremo a vedere un antipasto, un cestino di patata con crema di anacardi e funghi. Andiamo immediatamente ad illustrare gli ingredienti. Che cosa ci servirà? Ci servirà del sale marino integrale, dell'origano secco del timo fresco, dell'olio extravergine di oliva, del lievito alimentare in scaglio parmigiano reggiano 36 mesi, del succo di limone, dei semi di sesamo, cipolla, zafferano facoltativo, aglio, sale, pepe, farina di tipo 1 o integrale, panna di soia o panna di avena, anacardi ammollati la sera precedente, dei funghi freschi, funghi champignon, pleurotus o porcini andavano benissimo e ovviamente la protagonista indiscussa della nostra ricetta, la patata dal cuore veneto. Andiamo a vedere insieme il procedimento. Andiamo a pelare la patata. Ricordiamoci che la buccia la possiamo assolutamente utilizzare per preparare dei fantastici brodi o anche essiccarle al forno e mangiarle come delle patatine. Andiamo a grattugiare la patata con una grattugia a fori larghi, va benissimo anche la grattugia di casa oppure con un robot. Se la patata è particolarmente ricca di amido possiamo ammollarla per 10-15 minuti, poi ovviamente per trattarla dobbiamo asciugarla correttamente. Dopo aver lavato accuratamente le patate andiamo a scaldare l'olio per friggere. Io vi consiglio dell'olio di semi di girasole alto oleico, in quanto ha un altissimo punto di fumo e non crea la formazione di sostanze dannose per il vostro organismo. Dopo aver asciugato attentamente la nostra patata andiamo a infarinarla leggermente con della farina di tipo 1 o farina integrale. Questo servirà per fare in modo di asciugare un po' la nostra patata. Andiamo poi a sistemare a nido le nostre patate grattugiate. Andiamo a chiudere il nostro cestino. Andiamo a schiacciare leggermente, non schiacciate troppo, altrimenti non si staccherà più una volta cotta e poi andiamo a friggere per immersione una volta che ovviamente l'olio è caldo. Andiamo ora a preparare la crema di anacardi che ci servirà per decorare i nostri cestini. Tutti gli ingredienti frullati con un mini primer. Andiamo ora a spadellare i nostri funghi, olio extravergine di oliva in una padella antiaderente. Dopo aver pulito, mondato e tagliato i nostri funghi andiamo a scaldare l'olio, qualche spicchietto d'aglio facoltativo e andiamo a spadellare velocemente. Quando i miei funghi saranno quasi cotti vado a pepare, salare e aromatizzare con delle erbe aromatiche fresche. Andiamo ora a comporre il nostro piatto. Quindi basterà prendere dei cestini, riempirli con il nostro formaggio di anacardi o crema di anacardi e poi decorare con abbondanti funghi. Ecco qui i nostri antipasti, cestini di patata in crema di anacardi e funghi. Patate prodotte tra le province di Verona, Vicenza e Padova dal cuore veneto. Buon appetito a tutti!